Ari. Ari, ma non è questa la soluzione. Non è questo il modo di risolvere i problemi. Ari, vieni. Non sono qua per piangere. Teo è solo un porco. Ecco, lo sapevo, adesso lo No, non sapevi un cazzo lì. Ti sei messa a fare la paladina delle donne sulla mia pelle. Ma è Teo che è una merda. È una cosa che non ti riguarda. Lo capisci che hai raccontato solo un mucchio di stronzate? Pensavi di proteggermi, eh? Con le tue denunce su Instagram. Ma hai capito per chi mi hai fatto passare? Bella amica che sei. Ma dimmi, quanto ti è piaciuto stare al centro dell'attenzione? Scusa. Non mi interessa. Anzi, questa a me non serve più. Io volevo soltanto aiutarti, Ari. Davvero? Sì. Allora vieni. Accendi il video. Io sono Arianna, ma questo lo sapete già. E sono sicura che di me sappiate, pensiate di sapere molte cose. Sono la mia famiglia, la mia scuola, i miei voti. Povero Franklin. Ho fatto bene qui? Sì, pronto. Sono io, buongiorno. Che cosa? Che situazione? Siamo sicuri? Sì, certamente.
Bravissimo. Ma come? Sì, sì, ci sono qui. No, io non volevo, non pensavo che andasse a finire così. Non dico ti rendi conto di cosa è successo? Eh? Andiamo. Fantasmina? Così si chiamava sto profilo anonimo. Ah, si chiamava così, ok, nel profilo. Ok, ti seguo, vai avanti, vai. Non è facile, no. Mica sono hacker. Ho lasciato perdere. Ma io dico perché sei arrivati a questo punto? Perché sono un coglione, no? È successo che alla festa Arianna ci ha provato con me. Ma è brutto, no? Davanti a tutti, Così mi sono detto che forse Gigi aveva ragione. Così gli ho fatto una battuta per provare. Che battute? Insomma, a chiacchierare all'improvviso gli ho detto sei proprio una fantasmina. E gli ho fatto un occhiolino. E lei? E lei se l'è presa tutta a ride. Poi per dirmi ci sei arrivato. Quindi era lei? E certo che era lei. E poi? E poi lo sai. Sì, sì, lo so, il vestito, eccetera, eccetera. Dal giorno dopo è sparita, no? Si è fatta vedere più. Era malata. Solo che non rispondeva ai messaggi di nessuno. Ma lei hai fatto qualcosa? No, ma che cazzo dici? Quelle sono tutte stronzate che ha messo in giro con la lesbica d'Alice. E quella storia lì delle immagini? Ho fatto una stronzata, no? Io e Arianna ci siamo fatti un video. E Gigi e Mario, mentre giravano le cazzate d'Alice, mi sfottevano, no? Ma pesante. E io ci stavo male. Dicevano che l'avevo delusa per la vergogna, si nascondeva. Così gli ho fatto vedere il video. E non so come cazzo hanno fatto, no? Questo video ha cominciato a girare dappertutto. L'ha vista Alice che era impazzita. Ma allora è un equivoco. Arianna può spiegare tutto. Infatti ho provato a contattarla, ma niente, il silenzio. Totale. Finché un giorno non si rifà viva, dal profilo vero, non mi dà appuntamento. Io stavo tutto contentissimo, no? Vado là, l'abbraccio e chiedo scusa, proprio per tutto, Invece questa mi sbrocca, mi piglia sberle e mi dice pure che non è lei la fantasmina. Come non è lei? Sicuramente è una stronzata che si è inventata, si è fatta convincere evidentemente da Alice per pararsi il culo. Ma poi anche se fosse, no? Ma che t'ho obbligato? Sei te che mi sei inzoppato addosso, l'hanno visto tutti questo. Sei stato ingenuo, te. Sì, c'ha ragione Gigi, che sono tutte zoccole. No? Teo, su. No, perché non si sta a fare problemi a rovinarmi la vita per salvarsi la faccia da Verginella. Io intanto la vita ce l'ho rovinata, mo che cazzo faccio, no? Che faccio io? Sono rovinato. Adesso ti dico quello che facciamo, Prenderai un autobus, poi un altro ancora, un po' di soldi stanno lì nel cruscotto, raggiungi i tuoi zii in Svizzera. Intanto, se si calmano le acque, ti troverai un lavoretto, una città nuova, ci pensi, in un paese straniero, sarà dura, sicuramente non ti preoccupare, ce la farai, poi si vedrà, insomma, hai fatto una cazzata.
facendo la cosa giusta. Pronto? Oh, buongiorno. Ti ho mandato almeno 10 messaggi. Sì, scusa, lo so che stavo dormendo. Quando mai? Senti, io sbrigolo le tue cose al bar e arrivo, ok? No, guarda, oggi non mi sento. Oggi non mi Ma sento. come non mi sento? Rischi di infograsse come la casa e non senti. Lo so, scusa Mike, c'ho mal di testa che mi sta proprio scoppiando, oggi non la faccio. Amico, Ci sentiamo domani. ma se fa così per la storia di te fantasmina? Ti giuro ci vediamo domani, ti giuro ci vediamo domani, promesso. Tami, oh! Che è successo? Sempre così devi fare. Oh. La matta non si regola. Stai bene? Vieni, così non prendi fretta. Ce la fai a tornare a casa? Uno fa di tutto per aiutare le persone e lei sta male, capito? Adesso le faccio vedere io. Buonasera. Ciao. E Amina sta in camera? Sì, sta di là, non si sente bene, sta riposando. Per questo sono qui per questo, infatti. Va bene, certo, entra. There is a house in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Chiara, sta bene, Chiara così. Chiara, chiama un'ambulanza. Chiama un'ambulanza, Chiara, cazzo, chiama un'ambulanza. Chiama un'ambulanza. Senti, scusi, c'è una ragazza che si è tagliata le vene, non lo so, può venire il prima possibile, per favore? Cazzo! Chiara, fai qualcosa! It's a
days that Sì, quello drunk. della stazione, esattamente. And the only time is satisfied is when it's all drunk. Sto arrivando. Oh, mother, tell your children not to do what I have done. Spend your lives and seal their misery in the house of the rising sun. Io sono Arianna, ma questo lo sapete già. E sono sicura che di me sappiate, pensiate di sapere molte cose. Sulla mia famiglia, la mia scuola, i miei voti.
sulla festa e su quello che è successo dopo. Voi non sapete un cazzo, nessuno di voi. La colpa è la mia. Già. Sono rimasta chiusa nella mia stanza, lasciandovi liberi di sguazzare in questo fango. E devo ammettere che nella vostra banalità siete stati fantasiosi. Solo un pensiero non vi ha sfiorato. Ed è per questo che sono qui, per aiutarvi. Immaginate di scattaiolare via, solo per una sera, dalle ansie dei vostri genitori, sì, ma anche dalle vostre. Siete giovani e per una sera volete sentirvi liberi di divertirvi, di essere attraenti, di scherzare, bere, flirtare. E la serata va esattamente nella direzione che avete immaginato. Musica, risate, scherzi, baci, mani. Però poi la notte finisce e col sole torna l'ansia. Oddio, che ho fatto? Chi c'era? Chi mi ha visto? Che diranno? E i miei? Così scappi via, sperando di non essere beccata, ma ovviamente ti beccano e vinci una settimana di reclusione. Niente scuola, niente uscite, niente internet. E meno male che era solo per il ritardo. Ti consoli mentre sconti la pena, messa in pausa, isolata dal mondo. Peccato però che il mondo non si fermi, anzi. E così, 7 giorni dopo, sorpresa. Per metà del paese sei una troia, per l'altra vittima di stupro. 50 e 50, o tutto bianco o tutto nero. E perché? Perché per 2 persone che mi piacevano, io sono solo un oggetto da contendere. Uno si è dimostrato così insicuro che non si è limitato a volermi riprendere. Ma poi perché? Per quale motivo? Ma ha avuto anche il bisogno di mostrarmi agli amici come un trofeo. Povero piccino, lo prendevano in giro. E l'altra, la follia, ha visto un video di 2 che fanno sesso e subito ha pensato allo stupro. Figuriamoci se c'è consenso. Che poi si fosse fermata lì, no? Nessun dubbio, è stupro, bombardiamo i social, guarda quanti like. Allora ho sicuramente ragione. Tutti dovevano sapere, tutti. E quando ho provato a spiegarle che secondo me stava sbagliando, per lei sbagliavo io. Immaginate come mi sono sentita. Sono rimasta chiusa nella mia stanza, isolata dal mondo, sperando che qualcosa soffiasse via questo polverone. Ma evidentemente non è stato. Quindi ora sono qui, davanti a voi, e spero di chiarire un punto. Io non sono un oggetto. Io non sono un oggetto! Teo, cosa ti dà il diritto di mostrare a tutti il mio corpo? L'essere stata disponibile? E tu, Alice, tutto sto casino, e non ti sei resa conto dell'abuso che stavi facendo tu. Mi avete preso e usato per i vostri scopi.